Salve a tutti, buonasera, vi porto i saluti non formali IRS, ma dei saluti nuovi, più affettuosi, più sorridenti di questo degannoso che hanno passato con le cicatrici nel corpo, nell'anima, nella psiche. 10 anni di inferno consumato a mie. Un dolore lacerante, diffuso, che arriva da ogni luogo. Questi 10 anni sono serviti quello che noi abbiamo fatto, questa grande operazione. Non è gai, è buffo. Socrate non era, io non so niente, che tutti sono sopra i preti, i sapienti. Ma noi che fare una cosa, se questa cosa sta in piedi oppure no, se questo ragionamento rezzare o non rezzare. Questo ragionamento nostro, oltre a fare l'unione, ha fatto Atteras, poi su base si può rezzare questa cosa. E quindi abbiamo borrato due paradigmi che si riferiscono pure alla sua casa natura, molto interessante e molto attuale. Il nostro dramma è stato figlio di una competizione violentissima, brutale, che non rispecchia altro che la società moderna. Uccidere, bocchire, competere. Questa è una legge che nasce da ambiti economici e da pensieri deformanti e deformati, dove questa legge economica finanziaria conia un'anima, un nocciolo duro che si diffonde, che è la competizione, bocchi da boso. Tu vai a sai, in Sardegna uno è più invidioso dell'altro, invece il continente no. Il continente, come in tutto il mondo, impara la competizione. Jimi Hendrix tenera io, perché è sempre bella questa frase. Lotta divistica all'ultimo sangue. Cerco la parte innocente di un mondo robot dove regna lotta divistica all'ultimo sangue. E questa è una visione. Poi va Atteras, al ragionamento che appoggiano, si severu di che cosa? Della interlocuzione. Hanno sì, dopo anni di trattative, ragionamento, è carignoso, non pubblici, arriviamo a una sintesi, e che tocca da fare, tocca desidoccare, tocca di collaborare, di interconnetterci, perché c'è una legge della natura che professori o non professori non possono toccare, che dice che la materia vivente nasce, la vita si organizza solo per proprietà collettive della materia. La materia vivente esiste che ha la proprietà collettive, se no non resere. Noi siamo tutti fatti del 99% di acqua. E perché non diventiamo pozzanghere, informi? Eppure le molecole sono un 99%, solo uno è non acqua, no? Ma obbedisce a una legge universale, collaborare. Se le molecole non la collaborano, noi non sopravviviamo su. Questa roba potrebbe continuare a lungo, soprattutto se andiamo a controllare le basi del ragionamento di una fisica quantistica, che è una rivoluzione in atto, e che hanno una rivoluzione di quel tipo, state tranquilli che tutta la società ne sarà coinvolta. Lì andiamo a leggere,
alcuni passaggi che ci impongono poi la trasformazione attuale, quasi una fotocopia delle leggi di natura. Ci impongono delle leggi sociali che non erano a collaborare. Un altro processo che avvalora su Isemusu fattende è che i processi collettivi, sia sociali che fisici, avvengono solo ed esclusivamente se questo gran numero di componenti collaborano, interloquiscono, si avvicinano, si toccano, no? Allora si scatena la reazione fisica e allora si scatena la rivoluzione sociale. Questi due paradigmi fissano come stampelle un ragionamento che non pone in assoluta collaborazione, niente competizione. E te siamo fatene. È come che noi siamo accordando una orchestra. Quasi tutto noi giochiamo come un strumento e ci mettiamo singolarmente, individualmente. La tromba vuole coprire il sassofono, sono nelle voce, io ne ricordo un labio potente. E il tamburo deve coprire i timpani e tutto quanto cazzo su un carrello. C'è un dispendio pazzesco di energia, vince accanto non arrivi un movimento impercettibile che se usa bacchetta leggera e tanto questo caos, come te siamo como, diventa da musica. Semplicemente ogni musicista ambizioso, che queria consumare energia, che queria fare qualche cosa, questo ha prodotto rumore. La competizione produce rumore. Ecco, se noi collaboriamo, siamo fatti accordare una bella orchestra, chi vuole veramente creare grandissime musiche, come altre volte le abbiamo creato, e qui vedo un sacco di facce presenti a tutta questa battaglia che ci hanno fatto ancora divertire e testimoniare che 50 secoli in ogni epoca hanno lasciato tracce indelebili, mondiali, col tentativo di nasconderlo. Dai sonnuraggi cos'è? Leonora a Gian Maria Angioia, tutto, ogni epoca che la Sardegna ha testimoniato la sua esistenza. Ma come siamo su bene che cosa di invisibile, ma che ci deforma. Un buco di che cosa? Della trasmissione del sé collettivo. Hanno creato un buco, questo meccanismo che ne ha resi due, e l'ampieno di attiru. E noi ci siamo persi. E noi non siamo più su chi siamo come te, popolo. Vai ad uno in Banari che aveva problemi. Lascia lisciare. Noi siamo più manco chiese collettivamente, noi siamo più su, manco i tesemo su. Un processo infernale di svuotamento e di riempimento, creando un buco, non va più trasmissione, tempo su una generazione. Dopodiché dobbiamo definitivamente firmare la resa. Ma, secondo me, non la volevo giocare alla grande. Questo virus ha accentuato la spaccatura del mondo. Chi è che continuare voi a guidare, a bocchire, a sfruttare? E chi è che pensando, ma come te si può fare una vita felice? Perché il problema non è che l'umanità finirà, il casino è che mia madre mi ha regalato una cosa, grazie a mamma, poi facciamo di Venus, che è la vita. Mamma cazzo mi ha regalato
questa vita. Quando la Sardegna parla e parlerà e alzerà la voce perché è doveroso alzarla, questi concetti devono avere valore qui e da Uru. Poi te guardi e hanno elegito la presidente dei Mapuche. E i Mapuche non che vivono in condizione nostra, no. Questo lo bocchiano, lo sterminaiano, lo sterilizzaiano. Mi, che l'hanno fatta presidente, quasi mortos, come te noi, oggi siamo quasi mortos. A livello mondiale non conosco niuna. Quindi una metodologia è che su che siamo a partorire noi, hanno bene in Messico e come nella musica concettua filosofica e poi le realizzazioni pratiche ogni territorio impone questa cosa e quindi ma quanto so fai chiuda sì scusate però due passaggi chiedo perché sono un sacco di tempo senza parlare e ne ho una gran voglia poi con faccia amica dove posso permettergli liberamente perché questo è un pensiero mio non è un uso personale quindi no dico che non vada maledizioni di ritorno tipo quelle che stiamo ancora praticando tra noi all'interno di quella cupola no, la musica indipendentista stiamo praticando l'accoltellamento il tempo dell'avvenire il tempo di collaborare la competizione è dei demoni che non sono a rovinare la vita se no non avessi musica volevo chiudere che l'arco di trionfo non esiste. L'indipendenza ha un potere potentissimo, traina, poi il cristianesimo, il marxismo, tutto, no? È trainante. Non ha bisogno di ripingere. Sì, ogni tanto noi siamo impinti, dobbiamo dare. Però è già attraente di per sé. Non lo so se vedremo quell'arco di trionfo o comunque qualsiasi arco di trionfo si sposta col tempo, è difficilmente raggiungibile. Su chi interessa a noi sì. Bene, noi ci sogniamo l'arco di trionfo. Questo è il percorso. È sole. È crasa. È passato grasa. Casi una dia mi sta andata male questa cosa che mi ha potuto su oro, signori, arrivederci. Invece non sono reinoche. E tanto non abbiamo dire che frunire, non abbiamo fosse diritto che deve estinguere l'umanità, sì, estinguirà. Però questo regalo, ecco, che mi ha dato mamma, che se vi sentita male, devono fionare, magari vi sono anche tu, ma sicuramente preciso a noi, siamo tutti diversi, so, che mi ha regalato una cosa troppo bella che è questa vita, e a quanto ho fatto, so, mi ha successo di ogni colore. Però grazie che so assai, grazie che so ancora, e però non posso accettare che qualcuno mi per essere cazzo che la felicità mia la decide di chissà in UE. La felicità mia deve nascere in noi in base a questo territorio che ha prodotto cazzo, storia, poesia, musica, tipo Tigelio che pica a Roma mi sono imparato a cantare a Bimbo, alla Uneda, però è tutto canto imparito. Tigelio che canta delle poesie a Dioniso e vi consiglio di andare un'occhiatina a vedere chi è Dioniso e quanto a noi intimamente ci appartiene e che ci servirà per riempire quel buchi che non sarà creato, non lo può giustificare, ma per avere lucidamente un percorso tanto di Aberu, no? Si rende conto di che pasta siamo fatti e noi approfondendo, immergendoci in queste conoscenze abissali della nostra storia usciremo, vorremmo applicare a galla con occhi folli ma creativi, carico di vita, carico di ribellione, di come non si hanno imparato per 50 secoli. Auguri, vi auguro un buon lavoro per questo congresso e grazie di avermi dato l'opportunità di parlare con voi.
Ciao.